Amo il tuo nome, Padre. Tu sarai lì a proteggerci. Ti ringraziamo, Padre, per questo potere che abbiamo a nostra disposizione per poter affrontare le nostre difficoltà, affrontare le nostre tentazioni. E ti chiediamo, Padre, che tu possa continuare a rinnovare questa speranza viva in noi, che tu possa continuare a proteggerci, che tu possa continuare, Padre, a stare insieme a noi, camminare insieme a noi e a farci sentire la tua presenza. Ti chiediamo che tu possa benedire questo culto, il nostro gruppo, Padre, affinché possiamo sempre muoverci secondo la tua volontà. Su questo ti chiediamo, in nome di Gesù. Amen. Cantiamo insieme per iniziare il nostro culto? Amen. Grande in potenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza sei Dio, sei Dio. Continuiamo a glorificare il suo nome e a dichiarare che lui è grande e forte. Grande in potenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza sei Dio, sei Dio. Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza sei Dio, sei Dio. Amen. Ti cerco, vengo a te Signore,
corona conquista. Sto lottando, niente può fermarmi perché sto seguendo te. Signore, voglio te. Signor, ti voglio sentire te. Io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Signor, ti voglio sentire te. Io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, Signor, ti voglio sentire te. Io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Signore Padre, ti ringrazio perché in questa sera noi possiamo riunirci qua in libertà, Signore, alla tua presenza, Padre. Ti ringrazio perché in questo momento noi possiamo cercare, col supporto dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, la tua presenza, Signore. Che noi possiamo davvero confidare in te, affidarci a te, Signore, nei nostri momenti bui, nei nostri momenti difficili, Signore. Abbiamo cantato che tu sei luce nel buio, che tu sei potente a tal punto di ridare la vista ai ciechi, Signore. Abbiamo dichiarato di volerti cercare, Signore, di essere qua a cercare la tua parola, di essere qua a cercare una risposta da te, di essere qua a cercare magari semplicemente un tuo abbraccio o il tuo conforto, Signore. Quindi, Padre, ti chiedo che questa sera il tuo Spirito Santo possa manifestarsi grandemente nelle nostre vite, in questo spazio, in questa chiesa, Signore, che possa continuare a manifestarsi, Signore, che non sia il luogo a limitarci, che non siano i muri che portiamo dentro di noi a limitare la nostra adorazione a te, Padre. Che noi possiamo sentirci liberi alla tua presenza, liberi di poterti adorare, liberi di poter piangere, di poter gioire, di poter essere nudi davanti a te, Padre, di presentarci a te così come siamo, senza maschere, senza qualsiasi altro impedimento, Signore. Che noi possiamo essere sinceri, adorarti dal profondo del nostro cuore e che noi possiamo sentire la tua voce questa sera, in questo momento, Signore. Nel nome santo di Gesù, amen. Chi sogno perché il grande Dio mi accolga se ero perso e mi salvò, è il suo amore, è il suo amore, chi lui libero sarà, sono figlio suo, se è così. Libertà ora ho perché mi riscatto. Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì. Sì, per me morì, che lui libererà.
scelto, credo a quello che Dio dice di me. Dichiaralo. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sei scelto. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Che Dio dice di me. Libero sarà, sono figlio suo, se è così. Nella casa sua per me posto c'è, sono figlio suo, se è così. Voglio essere come un vaso nelle tue mani. Voglio essere un giardino curato da te. Voglio essere dipendente, dipendente dal tuo amore. Voglio essere come un bambino nelle tue mani. Voglio essere come il cervo, anelo a te. Voglio essere dipendente, dipendente dal tuo amore. Totalmente tuo, Gesù. Totalmente tuo, Gesù. Totalmente tuo, Gesù. Totalmente tuo, Gesù. Voglio essere come un vaso nelle tue mani. Voglio essere un giardino curato da te. Voglio essere dipendente, dipendente dal tuo amore. Voglio essere come un bambino nelle tue mani. Voglio essere come il cervo, anelo a te. Io voglio essere dipendente, dipendente dal tuo amore. Totalmente tuo, Gesù. Totalmente tuo, Gesù. Totalmente tuo, Gesù.
Signore, che noi possiamo davvero essere totalmente Tuoi, Signore, che possiamo dedicare in modo totale la nostra vita a Te. Ogni nostra cosa che facciamo, ogni nostro pensiero, i luoghi che frequentiamo, Signore, il modo in cui ci portiamo e ci comportiamo. Ovunque andiamo, Signore, che noi possiamo portare la Tua presenza insieme a noi in ogni luogo, Signore, che in ogni luogo le persone possano riconoscere in noi la Tua presenza, riconoscere in noi il Tuo carattere, che possiamo risplendere della Tua luce, Padre, che possa essere evidente che noi siamo Tuoi servi, siamo Tuoi figli, Signore, che possiamo ogni giorno scegliere di non conformarci a questo mondo, scegliere ogni giorno di non peccare e scegliere ogni giorno di amare Te, Signore, e amare tutto ciò che Tu hai creato, tutto ciò che Tu ci hai donato e di valorizzare tutto quello che fa parte del Tuo regno, di valorizzare tutti i momenti che passiamo in chiesa, tutti i momenti che passiamo insieme ai nostri fratelli. Che questi momenti, che queste situazioni possano essere sempre preziosi nei nostri cuori, Signore, che noi possiamo sempre avere l'opportunità di poter parlare di Te, l'opportunità di poter dimostrare chi siamo in Te, Signore, non per nostra gloria, non per glorificare persone, ma per glorificare Te, Padre. Ti ringrazio, Signore, per l'onore che ci dai di poter essere Tuoi servi su questa terra, di poter portare la Tua parola. Ti ringrazio perché hai affidato a persone come noi un compito così importante. Ma so che è proprio attraverso ognuno di noi, i nostri difetti, le nostre difficoltà, i nostri pregi, Signore, che Tu vuoi che le altre persone si identifichino in noi, Signore, e che possano capire che c'è una via d'uscita, capire che c'è un modo di uscire dalla sofferenza e dall'oscurità, uscire dal peccato attraverso le nostre vite, Signore. Quindi, Padre, che possiamo sempre essere concentrati sulla Tua opera, sempre essere concentrati sul crescere in Te, Signore, crescere secondo i principi della Tua parola, Padre. E quindi che Tu questa sera, in questo momento, possa usare grandemente il predicatore, Padre, per parlare ai nostri cuori. Che Tu possa cambiare ciò che c'è da cambiare, curare quello che c'è da curare, confortare ovunque ci sia da confortare e che possa fare tante altre grandissime opere in noi, Signore, in modo che noi possiamo essere sempre più simili a Te, sempre più vicini al Tuo carattere. Ti ringrazio per tutto, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Tre persone della Trinità. Iniziamo così. Chi mi sa dire le tre persone della Trinità? Padre, ok. Figlio e Spirito Santo. Bene, siete un po'... bisogna un attimo scaldarsi. Ok, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo è quello che il nostro Dio è. Ed è molto interessante come Lui ha voluto spiegarsi a noi, le parole che ha scelto per spiegarsi a noi. Il tema di questa sera non è semplice, non è affatto semplice. E voglio partire da quello che si è detto la scorsa volta, perché la scorsa volta, con la predica di Samuel, si è usata una parola molto brutta, molto difficile, molto fastidiosa, e adesso io la dirò, quindi rompo io il ghiaccio, e poi voglio che la ripetiate dopo di me, perché è una parola bruttissima, una parola che ci lega la lingua, che sembra di sputare qualcosa. Siete pronti? La parola è sottomissione. Sottomissione. Vedo qualcuno che non la dice, eh? Sottomissione. C'è un'altra parola che è ancora più disgustosa, siete pronti? Ha proprio un brutto sapore in bocca ed è obbedienza. Obbedienza.
è proprio brutto. E quindi perché parliamo di questi temi? La scorsa volta si era parlato del rapporto tra mariti e mogli, che è stato un argomento piuttosto delicato, soprattutto in tempi moderni, e adesso parleremo di un altro argomento delicato come quello, perché parleremo di genitori e di figli. Ora, tutti noi in questa stanza abbiamo avuto una mamma e un papà. Magari è assente, magari è morto mentre eravamo giovani, magari sono stati entrambi, ci sono divorzi, ci sono tante situazioni molto delicate legate ai genitori. Quindi preparate il vostro cuore, affidate quello che provate al Signore per quello di cui parleremo questa sera. Il mio invito a te che stai ascoltando e anche a chi ascolterà da casa è che tu pensi alla tua mamma e al tuo papà, ai genitori che Dio ti ha dato. E l'altra domanda che voglio fare è: chi è genitore qua dentro? I genitori possono alzare la mano? Chi ha dei bambini in questa stanza? Bene, i più giovani ce li avranno un giorno, e a chi è già genitore parlerò nella parte connessa a questo. A chi avrà figli ricordate tesoro di queste parole, ma anche chi è genitore ha una mamma e ha un papà. E quindi vediamo insieme che cosa ci dice il Signore su questo rapporto molto delicato e molto prezioso. Colossesi 3, la lettera che stiamo leggendo in questo periodo, siamo arrivati al capitolo 3, Paolo ci sta dando moltissimi comandamenti, moltissime spiegazioni, versetti 20 e 21. E qui c'è subito la parola brutta che abbiamo detto. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli, affinché non si scoraggino. Preghiamo insieme. Signore, io ti ringrazio per la tua bontà, ti ringrazio per la tua fedeltà, ti ringrazio perché ci hai dato la possibilità di essere qui ad alzare una lode a te, Signore. Ti prego di preparare i nostri cuori per questa parola, semina questa parola in modo che possa dare molto frutto, che noi possiamo farne tesoro e non dimenticarla mai. Nel nome di Gesù, amen. Per capire meglio questo testo leggiamo un brano parallelo che c'è in un'altra lettera, che è nella lettera agli Efesini, capitolo 6. Nei versetti da 1 a 4 Paolo scrive: Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Prima di partire con tutto il ragionamento biblico, vorrei fare un piccolo passo fondamentale da cui deve partire tutta la nostra vita di Chiesa, tutta la nostra vita di Chiesa, cioè l'unità con Cristo. Leggiamo Galati 2,20, un versetto fondamentale per capire quello che il Signore ci dice. Paolo scrive: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che io vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il punto di partenza, quando riceviamo la legge di Dio, quando riceviamo dei comandamenti, è che noi non siamo in grado di rispettare questi comandamenti. E penso che ognuno di voi possa trovare riscontro nella propria vita di questo. Quante volte ti sei deluso da solo? Quante volte hai letto la Bibbia e l'hai richiusa perché ti sentivi disgustato da quanto diverso eri da quella cosa là? Quante volte hai letto un comandamento e hai detto: Signore, io non ce la faccio? Questa è la grande verità della vita umana. Noi abbiamo una carne e la nostra carne non è in grado di fare quello che Dio ci chiede. Quindi, se volevi provarci, stai tranquillo, con le tue sole forze non sei in grado di fare quello che Dio ti chiede, perché tu hai una carne. La carne è innamorata del diavolo, la tua carne è l'amante del diavolo, vuole il diavolo, vuole le cose del diavolo e detesta le cose di Dio. Questo lo troviamo ovunque nel testo biblico. La tua carne odia Dio, la tua carne odia la legge di Dio, odia il Vangelo, odia la croce, odia l'amore. Questa è una verità da cui dobbiamo partire. Se noi facciamo finta di essere brave persone che possono fare brave cose, non capiamo nulla, non riusciamo a fare neanche il buono che desideriamo fare. Galati 5,17. Paolo è lapidario su questo.
perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. E tu sei un essere umano come me. Siamo tutti esseri umani, io non sono diverso da questo. E io penso che tu, come me, trovi molto difficile rispondere a qualcuno sopra di te, ad un'autorità. Abbiamo detto le parolacce all'inizio, no? Ubbidienza, sottomissione, queste parole pesantissime che detestiamo. A noi sta stretto avere un'autorità sopra di noi, ci sta stretto ricevere ordini, ci sta stretto dover abbassare la testa, voler fare qualcosa ma dover fare quello che vuole qualcun altro. Noi detestiamo l'autorità. Come esseri umani noi vogliamo la libertà assoluta. Spesso noi desideriamo di essere ricchi, no? A chi non piacerebbe essere ricco? Perché qual è il motivo per essere ricchi? Perché posso fare quello che voglio. Andare dove voglio, prendere quello che voglio, stare con chi voglio, ottenere tutto quello che desidero. Noi vogliamo questa libertà, avere quello che vogliamo quando lo vogliamo. E noi ci rendiamo conto di questo quando entriamo in relazione con i nostri genitori, con i nostri insegnanti, con i nostri partner nelle nostre relazioni, con il pastore, il datore di lavoro, fratelli, sorelle. Quante volte ti irriti con le tue figure di autorità perché sei convinto di saperne più di loro? Qua molti sono usciti dall'adolescenza, alcuni sono ancora adolescenti. Mio padre non capisce, mia madre non capisce. Quante volte avete pensato questa frase? Quante volte l'avete detta? Non capisce. E se ve lo chiedete ai vostri genitori, state tranquilli, anche loro l'hanno pensato dei vostri nonni. I nostri genitori non ci capiscono. Io saprei fare meglio di loro, io so meglio di loro che cosa devo fare. Quante volte sei infastidito dal ricevere ordini a cui non desideri obbedire? Perché finché l'ordine è fare qualcosa che io voglio è facile, ma quando mi viene ordinato qualcosa che io non voglio, cosa succede? Non desidero farlo, detesto ricevere quell'ordine. È la tua carne che è la fonte di questo desiderio. Il peccato nasce dalla disobbedienza, da Adamo ed Eva, che hanno voluto fare quello che desideravano, avevano voluto essere come Dio, tentati dal diavolo. E tu sei un discendente di Adamo ed Eva. Hai il peccato originale dentro di te. Questo è il punto di partenza dell'intero discorso biblico. Noi siamo creature cattive. Abbiamo un cuore di peccato dentro di noi. E per questo parole come sottomissione, come obbedienza, ci fanno venire i brividi. Le detestiamo, sia che sia verso i nostri genitori, che sia verso Dio, che sia verso chiunque altro. Ma c'è una chiave di svolta per questo. La chiave è sempre la stessa, è un'unica. Abbiamo letto prima Galati 2:20. La chiave è una persona, Cristo. Seconda Corinzi 5:21, versetto che se non lo sapete a memoria vi invito a impararlo. Colui che non ha conosciuto peccato, egli, si intende Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Quindi, Dio non vuole che tu ti sforzi di fare il bene. Dio non vuole che tu ti impegni per essere meglio. Non è quello il punto di partenza, quello viene dopo. Il punto di partenza è che la tua natura peccatrice e disobbediente viene punita e uccisa sulla croce. Noi moriamo a noi stessi quando Cristo ci salva. La nostra natura peccaminosa viene uccisa sulla croce, perché io voglio essere molto diretto questa sera. Il tuo peccato, il mio peccato merita la morte. Se noi finita la nostra vita andiamo di fronte a Dio e Dio dice tu devi andare all'inferno, Lui ha il diritto di farlo, perché noi siamo disobbedienti, perché noi siamo malvagi, ma Lui non ha scelto questo. Lui ha scelto di mandarci il rimedio. Quindi la nostra natura peccaminosa tutto il nostro peccato viene imputato su Cristo, tutta la mia disobbedienza diventa colpa di Cristo, Lui viene ucciso, questa colpa viene pagata e la sua perfetta obbedienza viene messa a mio nome. È questo che ci racconta la Bibbia, è questo che è successo, è questo che Cristo ha fatto sulla croce. La sua perfetta obbedienza è diventata mia. Ora Cristo vive in me, Cristo vive in te, lo Spirito Santo è in te e tu sei una nuova creatura. Questo
è il punto di partenza. Perché se tu ti sforzi di fare quello che Dio ti chiede, quello che Paolo scrive in fondo alle sue lettere, quello che ti ama il prossimo tuo, di servire i poveri, ma se non hai questo punto di partenza con Dio, tu cercherai disperatamente, come i farisei, di fare contento Dio. E quello che devi capire è che non puoi. Non puoi fare contento Dio, non puoi fare nulla. Ma qualcuno l'ha fatto contento e quel qualcuno è Cristo. E Cristo desidera salvarti attraverso la sua parola. È questo che Cristo desidera fare. E quindi la nostra obbedienza, quando noi parliamo di obbedienza e sottomissione, dobbiamo partire da Cristo. Vangelo di Luca, capitolo 22, versetto 42. Come Cristo ha vissuto l'obbedienza. Cristo era nel Getsemani, stava per morire, erano le sue ultime ore di vita. Lui sapeva che stava andando a morire. E lui prega dicendo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, il calice dei peccati dell'umanità, la sofferenza enorme che lui stava per ricevere. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Questo è quello che ha detto Cristo. Padre, sia fatta la tua volontà. Cristo ha onorato il Padre, gli ha obbedito fino alla morte di croce. Cristo ha fatto ciò che il Padre voleva. E quello era un momento di sofferenza in cui Cristo stava sudando sangue. Era immerso in una tristezza profonda e radicale. Lui chiedeva che quel dolore, che quella punizione passasse oltre, ma è stato disposto a bere quel calice, a ricevere quella punizione, per amore del Padre. Questo è l'obbedienza che Cristo ha incarnato e che incarna tutt'oggi. Tu sei in grado di avere la stessa obbedienza? La risposta è no. Non sei in grado. Se fosse capitato a me quel dovere, io che sono umano sarei scappato via. Devi andare in croce per persone che ti odiano? No, non lo farò. Assolutamente no. Cristo ha obbedito in modo perfetto. Lui poteva farlo, lui può farlo. E ora Cristo vive in me e Cristo vive in te. E tu vivi in lui, sei unito a Cristo. Non è un'immagine, un'allegoria, non so quanto reale sia per te Dio, ma Dio è estremamente reale, è la cosa più reale che c'è. E Cristo ti ha unito a sé, dandoti la fede. Questo è il punto di partenza della vita cristiana. Noi siamo uniti a Cristo e possiamo fare quello che Dio ci comanda per mezzo di Cristo. Quando parliamo di sottomissione, dobbiamo partire da qui. Cristo è Dio e Cristo si è sottomesso al Padre e questo chiama anche noi a farlo. Siamo chiamati a essere sottomessi alle nostre autorità. E la prima autorità umana che Dio ci mette sopra dal momento della nascita sono i nostri genitori. Io non so se ti piacciono i tuoi genitori, ma non li hai scelti, giusto? Non hai scelto in quale famiglia nascere. E la Bibbia ci dice che noi non scegliamo nemmeno Dio. Gesù dice ai suoi discepoli: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Dio ha stabilito i genitori che tu hai, con tutte le loro imperfezioni, con tutti i guai che hanno fatto, ma Dio ti ha messo in questa famiglia. Ripetutamente per tutta la Bibbia Dio comanda ai figli di essere sottomessi ai genitori con umiltà e con obbedienza. Leggiamo da un libro che io amo molto, è il libro dei Proverbi nell'Antico Testamento, che vi consiglio di leggere e rileggere. E adesso andrò in sequenza molto rapidamente tra i capitoli, ma ci sono tanti versetti di saggezza in questo libro. Proverbi 1, versetti 8 e 9. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre, non rifiutare l'insegnamento di tua madre, poiché saranno un fregio di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. Proverbi 10.1. Un figlio saggio rallegra suo padre, ma un figlio stolto è un dolore per sua madre. 17.5. I figli dei figli sono la corona dei vecchi, e i padri sono la gloria dei loro figli. Hai mai pensato che i tuoi genitori sono la tua gloria? Questa è la parola di Dio. Proverbi 23-22. Da retta a tuo padre che ti ha generato e non disprezzare tua madre quando sarà vecchia. E questo principio viene incarnato perfettamente da Gesù, perché Gesù non si è sottomesso solo al suo Padre Celeste. Leggiamo in Luca 2,51. Poi Gesù, dopo che l'avevano recuperato Maria e Giuseppe dal tempio in cui si era fermato, discese con loro, andò a Nazaret
e stava loro sottomesso. È Dio, Gesù Cristo è Dio. Quando è nato era Dio prima, era Dio in quel momento, era Dio dopo. Quindi Dio, nel corpo di un dodicenne, che è Dio, stava sottomesso ai suoi genitori. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Gesù si sottomette ai suoi genitori terreni, non solo al Padre Celeste. E Paolo ci ricorda che c'è una promessa. Leggevamo Efesini capitolo 6. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Perché questo è giusto, dice il Signore. Questa è una cosa che il Signore desidera, che il Signore è felice quando noi obbediamo ai nostri genitori. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. C'è una promessa, prosperità, felicità che parte dalla nostra obbedienza. Il Signore la gradisce, la ritiene giusta, ma non è semplice. Non è semplice essere sottomessi. Noi lo possiamo dire: Signore, è difficile. Signore, quello che mi chiedi per me è impossibile. Ma per Cristo è possibile. Per mezzo di Cristo tu puoi farlo. Noi dobbiamo vivere come Cristo, in Cristo, ripieni dello Spirito, con umiltà, con sottomissione. Ricordati di Cristo quando è andato sulla croce. Non ha detto niente. Lo umiliavano, lo picchiavano, non ha detto niente. Quello è lo spirito che hai in te, è il Cristo che hai in te, è il Cristo a cui tu sei unito, è la sua obbedienza che ora vive attraverso di te. Ma naturalmente è doveroso che noi diciamo che ci sono anche situazioni di abuso, di sopraffazione, e Dio non ti chiede di rimanere a farti ammazzare di botte a casa, se questa è la situazione. Se i tuoi genitori abusano di te, emotivamente, psicologicamente, fisicamente, sono situazioni in cui si può chiedere aiuto, perché noi crediamo in un Dio di verità. Noi non crediamo in un Dio di bugie, noi non crediamo in un Dio di scuse, non crediamo in un Dio di mezze verità, noi crediamo in un Dio di luce, di verità. Ci sono situazioni nelle nostre famiglie che noi teniamo nell'oscurità, di cui ci vergogniamo, ma Cristo vuole essere una luce. Permetti alle persone di aiutarti se hai bisogno. Dio ti ha messo in una chiesa apposta. Non è un lavoro singolo, la fede, è un lavoro di gruppo, di squadra. State attenti alle persone attorno a voi, alle loro necessità, ai loro bisogni, alle loro sofferenze. Non lasciamoci soli. Se uno dei tuoi genitori ti ha ferito, Dio ti chiama a perdonarli. Devi perdonare chi ti ha fatto del male, ma non è giusto che tu rimanga là a continuare a subirlo. Lascia che la Chiesa ti aiuti, che le persone ti aiutino, non permettere che il dolore continui. Ma nel resto delle situazioni, quando non si arriva a livelli così gravi, Dio ti comanda obbedienza. Ma i miei genitori sono irritanti, loro non mi capiscono, loro non sanno quello che vogliono, loro impongono la loro idea su di me, loro ogni volta fanno cose assurde che io non capisco. Devi essere obbediente a loro. Devi essere sottomesso a loro. A volte penserai di essere più intelligenti di loro sono vecchi, sono dei boomer, non capiscono il mondo, non capiscono come cambiano le cose. Io sono al passo con i tempi, loro no. Ma il Signore non ti sta dicendo sottomettiti ai tuoi genitori finché sono a passo con i tempi. Sottomettiti ai tuoi genitori, porta pazienza, sii umile, autocontrollo, non alzare la voce. Quando litighi, litiga bene, parlando in modo chiaro, sincero, aperto. Quante volte noi ci chiudiamo in noi stessi perché papà non può capire, mamma non può capire. Parlo soprattutto ai più giovani qua. Quante cose tenete nascoste ai vostri genitori? Alla vostra età io nascondevo intere relazioni e penso che qualcuno l'abbia fatto anche qua dentro. Ci sono intere situazioni. Sono uscito di casa con un'amica che non piace ai miei genitori e non gliel'ho detto. Sono andato ad una festa che doveva essere 18 più, io ho 16 anni, ops, ci sono andato. Quel ragazzo che a loro non piace, no mamma, esco con un'amica. Quante volte noi viviamo così? Quante volte noi creiamo queste situazioni di buio, di bugia, di mezze verità, di situazioni mescolate? Non è quello che Dio vuole.
Dio sta usando la tua vita nella vita dei tuoi genitori. Non è il tuo dovere farti carico dei loro pesi, è Dio che si fa carico dei pesi dei tuoi genitori, ma Lui vuole usarti nella loro vita, con verità, con sottomissione, parlando chiaro, con sincerità. La sfida è questa sera stessa, questi giorni stessi. Se c'è qualcosa che tu vuoi dire ai tuoi genitori, che hai avuto paura di dire, parla con verità, con sincerità, con amore. Chiediti come Cristo direbbe questa cosa. Uno spirito di coraggio, chiedilo al Signore. Quando i tuoi genitori ti feriscono, parlane con loro con sincerità e amore. Prega al Padre perché li renda comprensivi. Ma quando tu scegli il silenzio nella tua famiglia, quando tu scegli la divisione, quando tu scegli lei non può capire, lui non può capire, stai creando un muro, stai creando una spaccatura. Permetti a Dio di guarire la tua famiglia, permetti a Dio di guarire il tuo cuore, permetti a Dio di guarire il rapporto tra i tuoi genitori. Ma sono passati tanti anni, ma mi ha fatto una cosa orribile. Vai, guarisci quella ferita, o meglio, chiedi a Dio di guarirla e tu sarai il suo strumento. La Chiesa è un ospedale, un luogo di guarigione, da cui deve partire, e il Vangelo deve partire nelle nostre famiglie. Nel dolore, nel silenzio, nelle spaccature che non si vedono, è lì che il diavolo lavora. Ma quando noi permettiamo a Dio di mettere la luce nelle nostre famiglie, quando noi diciamo le cose chiare, diciamo le cose come stanno, Dio lavora a pieno regime e porta guarigione e porta perdono. Cristo è la verità e attraverso Cristo possono avvenire grandi miracoli nella tua famiglia. Tu non sei in grado di farli, ma Cristo sì. E ora i figli possono tirare un sospiro di sollievo, da parte vostra è andata, ora tocca ai genitori, che sono anche figli, quindi abbiate molta compassione dei genitori perché per loro la predica è doppia. E figli, ricordatevi le parole dirette ai genitori perché serve capire anche la loro prospettiva. Colossesi 3,21. Padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. Efesini 6,4. E voi padri non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina, figli, disciplina, e nell'istruzione del Signore. I due testi hanno un significato leggermente diverso. In Colossesi 3 la parola per irritare significa stimolare, smuovere interiormente, in questo caso alla rabbia, stimolare la rabbia. Questo è un tipo di stimolo che scoraggia, che rimuove l'animo, l'energia e la forza. Quante volte hai litigato con i tuoi genitori e dopo ti sei sentito svuotato, che non vuoi più fare niente? Vuoi buttarti a letto in camera, mettere la musica a palla e morire lì, non vuoi più saperne di niente. Questo è esattamente perché la Bibbia capisce, Dio ha creato gli esseri umani, ci conosce bene. Questo è un manuale perfetto di psicologia. Queste sono situazioni che il Signore conosce perfettamente. In Efesini invece il significato è una provocazione intenzionale. Quante volte i nostri genitori ci fanno arrabbiare apposta? Dicono quella frase, dicono che le mamme siano particolarmente esperte, ma secondo me qualche papà è molto, sanno dire esattamente quella frase che ti fa impazzire. A me capita, non dirò quale dei due genitori, ma c'è uno dei due che in una sola frase e io vado completamente fuori, ed è quello che il Signore comanda ai genitori di non fare. Perché vi dirò un segreto brutto, tenetevi alla sedia, state pronti, soprattutto i figli. I vostri genitori hanno una carne. I vostri genitori sono peccatori, tanto quanto voi. Non so se avete mai pensato questa cosa, perché prima abbiamo un'immagine dei genitori come perfetti, poi scopriamo che non sono perfetti e pensiamo che siano il fondo del barile, ma io non sono un padre, io non sono un papà, i papà e le mamme mi possono capire qua dentro, ma quello che io posso capire dall'esperienza da adulto è che alle volte senti l'opinione di uno più giovane di te, qua ce ne sono tantissimi di più giovani di me, e dici, ma cosa ne vuole sapere questo ragazzino? Chiedo soprattutto ai più vecchi, senti gli adolescenti che parlano, i giovani, e tu che pensi tra te e te, ma che ne sai te? Non hai mai lavorato, non hai mai avuto bambini, tu non sai cos'è la fatica, non sai cos'è il dolore, non hai mai partorito, dicono le mamme. Quindi è difficile. È difficile, anche i genitori hanno una carne, anche i genitori hanno una carne peccaminosa e tra i peccati c'è la superbia, il famoso peccato di Satana.
Quanti genitori gestiscono le loro case con arroganza? Qui comando io. Io sono tuo padre e tu farai quello che io comando. E noi che siamo figli diciamo certo, sì, sì signore, obbediamo immediatamente, giusto? Qui noi vediamo questi peccati contaminare anche i genitori sono tentati. Ragazzi, voi avete le vostre tentazioni, ma anche i genitori hanno le loro. Quante volte nella nostra vita abbiamo visto genitori impazienti, genitori soverchianti, genitori che non ti permettono di sbagliare o che quando sbagli subito te lo puntualizzano. Ah, ma quella volta tu hai fatto questo, ma quella volta tu hai fatto quest'altro. Ci sono varie situazioni con i genitori. Alle volte sembra che ci vedano come eterni bambini, da mettere sotto una campana di vetro, da proteggere da ogni cosa, dei bambini che non sanno prendere delle decisioni. Altre volte noi vediamo dei genitori che non sono mai contenti. Mamma, ho preso 8, potevi prendere 9. Ho preso 9, potevi prendere 10. Ho preso 10, potevi prenderlo anche l'altra volta. Ma sono andato in questa università, ma Carletto è andato nell'università più prestigiosa. Non va mai bene nulla. Ci sono genitori a cui non va mai bene nulla. O altre volte ci sono genitori che sono dall'altra parte, assenti. Papà ha preso 8. Papà mi hanno scelto nella prima squadra di calcio. Ok, va bene. Papà ho trovato un'amorosa. Pollice giallo su WhatsApp. Quante volte ci capitano queste situazioni? E come genitore magari ti saranno capitati tutti questi momenti. Come figlio magari li hai vissuti tutti. Stai tranquillo, voi che non avete ancora figli, vi capiterà. Voi direte, io non sarò come mia mamma, non sarò come mio papà. Mi spiace, qualcuno ve lo doveva dire. Sarete in tante cose esattamente come loro. Per quello noi dobbiamo imparare quello che Cristo ci comanda. Tutte queste situazioni, tutte queste cose generano irritazione. I figli vengono spinti alla rabbia, i loro cuori vengono rimescolati, agitati, finiscono a essere senza forze, senza spirito di iniziativa, paralizzati o magari ribelli, fanno tutto il contrario di quello che vuole il genitore. E Dio ci mette in guardia da questo nella sua parola. E Dio ci conosce perfettamente. Dio sa di che cosa hanno bisogno i giovani. Dio sa di che cosa hanno bisogno i vostri figli. Dio è più furbo di te. Non so se ci hai mai pensato, ma Dio ne sa più di te. Dio è un miglior genitore di te. E Cristo è un miglior figlio di te. Questo è quello che noi vediamo nella Bibbia. L'esempio supremo che i genitori devono seguire è sempre lo stesso. È Cristo. Perché anche Cristo noi lo vediamo avere un ruolo genitoriale, giusto? Lui ha avuto dei discepoli. Lui li ha preparati con amore per 3 anni. Lui camminava insieme a loro e portava pazienza durante i loro errori. Giuda rubava. Giacomo e Giovanni sono i 2 che gli hanno detto: ah Signore, possiamo evocare un fuoco dal cielo che distrugge quel villaggio? Pietro è quello che ha rimproverato che Cristo, io non ti permetterò di morire. Lui aveva a che fare con persone così, piene di difetti, e Gesù ha portato pazienza con ciascuno di loro. Lui ha usato parabole, lunghi discorsi per spiegare loro le cose del regno di Dio, dando un forte esempio ai genitori, a chi sarà genitori, dell'esempio da seguire. Proverbi 22,6. Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Deuteronomio 6, 4, 7. Ascolta Israele, il Signore il nostro Dio è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima e tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Tu li inculcherai ai tuoi figli, glieli pianterai nella testa. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Paolo scrive di non irritare i figli, ma di allevarli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Genitori, ma all'inverso anche i figli. Passate un tempo giornaliero di preghiera e di parola con i vostri figli. Figli, passate un tempo di parola e preghiera con i vostri genitori. La Bibbia ci parla continuamente di pregare per i figli, di trasmettere loro la parola, di portarli alla casa del Signore, che è la Chiesa.
Quindi non esiste ah no, ma questa domenica mi sono svegliato tardi, non ho voglia di andare. Tuo figlio ha un disperato bisogno di sentire la parola di Dio. È come non dargli il cibo. Quale genitore guarda suo figlio e dice oggi non pranzi perché non ho voglia di cucinare? Non lo fai. Ma quando non porti in chiesa tuo figlio è peggio che non dargli una settimana di cibo. Noi dobbiamo prenderci cura dei nostri figli, mostrare loro con la pratica i comandamenti di Dio. I vostri figli sanno che non siete perfetti, non vi preoccupate, lo capiscono molto velocemente, ma loro riconosceranno un cuore devoto a Cristo, un cuore umile che segue la parola di Dio. Quante famiglie vediamo andare a pezzi perché manca l'esempio dei genitori? Quante volte, e la Bibbia lo dice, gli errori dei padri cadono sui figli e dopodiché i figli sui nipoti e così via, e si creano catene generazionali di errori. Di nuovo anche qua serve umiltà, serve verità, serve che i genitori facciano una cosa che penso che alcuni di noi non hanno mai visto fare: ammettere l'errore e scusarsi. Giovani, ricordatevi quello che vi irritava dei vostri genitori e imparate a fare diversamente quando toccherà a voi. Imparate ad andare dai vostri figli a dire scusa, io ho sbagliato. Umiltà. Com'è che Cristo comandava? Lui era un leader, lui è un leader, lui è un re. Non ammette replica, Cristo è il re dei re, il signore dei signori. E com'è che si è comportato con i discepoli? Giovanni 13, 12, 17. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi, Cristo, Dio, il creatore del cielo e della terra, quello che sostiene tutte le cose, ha lavato i piedi di Giuda. Vi ricordate Giuda? Cosa ha fatto Giuda? Si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Gesù ci mostra un modello impensabile di autorità e di comando. Chi comanda serve. Il primo si fa ultimo. Il padre della casa non deve urlare qui comando io, deve servire con umiltà, con obbedienza a Cristo. La moglie e i figli devono sottomettersi al padre. Di nuovo questa parola brutta. Con umiltà, come Cristo ha fatto. Ripensiamo al Getsemani. È questo il modello di famiglia della Chiesa. Il padre è sopra tutti, ma sopra per servire. Voi vi immaginate Cristo che si mette sdraiato, ordina a un suo discepolo di mettersi in ginocchio per terra, gli mette i piedi sulla schiena e sta là tranquillo a riposare, magari obbliga gli altri discepoli a dargli dei datteri da mangiare? È così che immaginate Cristo? È questo Cristo per voi? Cristo non è questo. Non è così che dobbiamo guidare la nostra famiglia. Genitori, umiltà e servizio. Ragazzi, quando toccherà a voi, umiltà e servizio. Però i genitori non devono solo fare da cameriere ai figli, perché tutti noi abbiamo presenti famiglie in cui il genitore non ha fatto altro che accontentare il figlio e la situazione è diventata un disastro. No, la parola è molto chiara, il genitore deve educare il figlio e parte dell'educare è correggere, riprendere. Anche Cristo l'ha fatto con i discepoli. Matteo 14, 30-31. Pietro sta camminando sulle acque seguendo Gesù, ma vedendo il vento, Pietro ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami. Subito Gesù stesa la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Gesù non aveva mezzi termini, non si faceva problemi a riprendere i suoi discepoli. Matteo 16, 22-23. Pietro, trattolo da parte, cominciò a riproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore. Gesù stava parlando del suo sacrificio e della sua morte. Questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Gesù amava Pietro? Secondo voi? Gesù ha dato la vita sulla croce per Pietro, però guardate in che modo gli ha parlato. Gesù lo riprendeva perché era estremamente importante che lo riprendesse. Genitori, dovete riprendere i vostri figli. Quando vedete i figli nel peccato, non potete rimanere in silenzio.
Quante situazioni sono disastrose perché noi vediamo il peccato e stiamo zitti? Quante ingiustizie noi vediamo e restiamo in silenzio? Questo parte dalla famiglia. Non puoi guardare tuo figlio, tuo fratello, tua sorella che pecca e dire sono fatti suoi. Tanto è il suo rapporto con Dio, io non c'entro. Perché un giorno Dio, tu sarai alla presenza di Dio e Lui ti chiederà che cosa hai fatto con i figli che io ti ho dato. Che cosa hai fatto dei fratelli che ti ho dato, delle sorelle che ti ho dato, dei genitori che io ti ho dato? E tu gli dirai, Signore, mi sono fatto i fatti miei perché te ne occupavi tu? Non penso sia una buona risposta. Non tollerare i peccati dei tuoi figli, non lasciare che avvengano, ma allo stesso tempo non essere l'alto giudice perfetto, supremo, che comanda, che punisce, che dispensa, perché tu sei peccatore come loro. Se noi dimentichiamo che noi siamo peccatori, tutto va alla rovescia. Dio detesta il peccato. Dio destina i peccatori all'inferno. Noi abbiamo lo stesso destino dei nostri figli peccatori, dei nostri genitori peccatori, ma abbiamo un'altra cosa in comune. Sapete qual è? Lo stesso Salvatore. Quando riprendi i tuoi figli, ricordati che non vanno all'inferno per lo stesso motivo per cui tu non ci vai, perché Cristo, con la sua misericordia, li ha salvati. Riprendili, sì, ma con amore, da peccatore a peccatore, da salvato a salvato. Genitore, tu non sei superiore a tuo figlio. Figlio, tu non sei superiore al tuo genitore. Se non fosse per Gesù, voi due sareste in una brutta, brutta situazione. Come genitore tu hai responsabilità sui tuoi figli, ma agli occhi di Dio siete entrambi peccatori. Siete entrambi figli amati che Dio ha scelto di salvare. Ricordiamoci sempre questo. Riprendiamo con severità quanto serve, ma con amore, pronti a rialzare. Non volete cacciare a terra vostro figlio, calpestarlo, umiliarlo, perché quella è la nostra carne. È la carne che ci dice sì, mostragli chi comanda, mostragli che sei tu il genitore, mostragli che tu sei quello che decide in questa casa. E la carne del figlio dice no, fagli vedere che sei grande, fagli vedere che sei forte, che tu prendi le decisioni. Lui è un debole, lui si sbaglia, tu hai ragione. È il diavolo che ci tira da due parti opposte. E quando la famiglia si spacca, il diavolo è felice perché lui ha vinto. Umiltà, sottomissione dalla parte del genitore e dalla parte del figlio. E nessuno dica, ma deve cominciare lui. Tu che stai sentendo questa parola sei quello che devi cominciare. Se ti aspetti che sia l'altra parte a cominciare hai già perso. E il diavolo sta già stappando il vino buono. Non permettere al diavolo di vincere nella tua famiglia. Infine, Gesù responsabilizza i suoi discepoli. Genitori, responsabilizzate i vostri figli. Marco 6, 7. Poi chiamò a sé i 12 e cominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Gesù dà ai discepoli il potere di fare miracoli e dice andate e predicate. Non li ha accompagnati per mano tutto il tempo. Giovanni 20, 21, 23. Allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. A me sembra una bella responsabilità, no? E Gesù l'ha data ai suoi discepoli. Matteo 28, 18, 20. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. È normale che tu voglia proteggere i tuoi figli. È normale che anche i tuoi figli siano grandi e tu li vedi e sono ancora bambini. Non ho idea di come sia questa sensazione, la proverò da tanti anni, ma penso che i genitori quando guardano il loro figlio ventenne lo vedano di 4 anni, vedano questo bambino che devono proteggere, ma no. Il comandamento che viene dato da Dio subito in Genesi è che l'uomo lasci suo padre e sua madre, si unisca a una donna e faccia una famiglia. C'è un momento in cui devi lasciare andare tuo figlio, devi dargli responsabilità. Dio ti ha dato un progetto di vita e ha un progetto di vita anche per lui. Se tu metti tuo figlio sotto una campana di vetro, prima Dio deve venire a trivellarla quella campana. Lascia
che tuo figlio vada, ma sii il suo supporto, consiglialo, cammina con lui, camminate con i vostri genitori, anche quando saranno vecchi, prendetevi cura di loro. Prega per i tuoi figli, prega per i tuoi genitori e Dio si curerà del tutto. Per concludere, Dio ci raccomanda umiltà e sottomissione, di servirci con amore e con pazienza. Il punto di partenza è che per noi questo è impossibile, è fastidioso, è intollerabile. Le persone sono imprevedibili, le persone sbagliano, le persone sono irritanti. Pensa quante volte i tuoi genitori ti hanno irritato, pensa quante volte ti hanno irritato i tuoi figli. Figli, andate a chiedere ai genitori: sono mai irritante papà? Sono mai irritante mamma? E preparatevi alla risposta. Ci sono momenti in cui noi vorremmo andare via di casa. Chi ha pensato una volta nella sua vita: voglio andarmene via, adesso scappo, questa è la sera. Io prendo il mio zaino, metto dentro tutte le mie cose e nessuno mi vedrà mai più. Questa non è la volontà di Dio. Ci sarà un momento in cui bisognerà andare via, ma non con una spaccatura. Il dovere dei figli è prendersi cura dei genitori anziani. Sei pronto a prenderti cura dei tuoi genitori quando non riusciranno più a camminare, a lavorare, quando staranno male? È il tuo dovere. Ma noi sappiamo, abbiamo visto che per noi non è possibile obbedire a questi comandamenti. Non da soli. Noi siamo in Cristo. Cristo può completare queste cose, Cristo può fare tutto questo. E quindi, giovani, siate sottomessi ai vostri genitori come Cristo è sottomesso al Padre. Obbedite ai vostri genitori, onorateli. Comportatevi in modo tale che le persone fermino per strada i vostri genitori e dicano: che bravo che è tuo figlio, che bene che si comporta. Siate pazienti, siate mansueti e quando siete irritati, quando siete scoraggiati, perché lo sarete, prendete quello scoraggiamento e portatelo a Cristo, ai suoi piedi. Signore, non sopporto i miei genitori. Lui lo sa, vi sostiene. Parlate con sincerità e con amore, senza nascondere i vostri malesseri, ma senza voler ferire. Così dovete parlare con i vostri genitori. Io so che tutti voi avete qualcosa di brutto e nascosto che non avete detto ai vostri genitori. È il momento opportuno di dirlo. E questo, Dio promette, vi porterà ad avere una vita lunga e una vita benedetta. E penso che voi vogliate una vita sia lunga che benedetta, giusto? Genitori e figli quando diventerete genitori, non irritate i vostri figli. Non spegnete il loro entusiasmo. Quante volte li smorzate? Quante volte loro hanno un'idea e voi dite: no, non si farà mai, impossibile, non vale la pena. Uccidi questo sogno, vai a lavorare dalle 9 alle 5 e prendi 1.800 euro al mese. Tu vuoi il loro bene, è chiaro, ma non massacrare i tuoi figli. Siate onesti sui vostri limiti, ammettete che non siete perfetti, ammettetelo a voi stessi, ammettetelo a vostro marito, a vostra moglie, ammettetelo ai vostri figli, ammettetelo a Dio. Cercate Dio ogni singolo giorno nella sua parola. Pregate per i vostri figli e con i vostri figli. Il Satana per arrivare ai vostri figli deve passare per voi, attacca a voi, dovete essere pronti. Non lasciate passare un singolo giorno senza aver preso da parte i vostri figli, pregato con loro e letto con loro la parola. Abbiate pazienza con i vostri figli, riprendeteli con amore, non alzate la voce. Ma loro non sanno. Dio sa che loro non sanno, ma ti comanda di avere pazienza, di non irritarli. Riprendili con amore, non far pesare ai tuoi figli i tuoi problemi. C'è qualcuno che ha quel ruolo e quel qualcuno è Cristo. La croce serve esattamente a questo. Lascia su Cristo i tuoi pesi, non sui tuoi figli. Apri a Cristo il tuo cuore, sarà Lui a portare i tuoi pesi. Camminiamo insieme con umiltà, con misericordia, con unità. Noi siamo tutti uniti in Cristo. Siamo una cosa in Cristo. Siamo uniti a Lui. Noi siamo in Lui e per mezzo di Lui noi possiamo obbedire a questi preziosi comandamenti e portare benedizioni enormi alla nostra famiglia. Chi vuole una famiglia benedetta? Dica Amen. Chi è disposto a essere umile, sottomesso e paziente?
Questa è la strada. Siate sottomessi. E figli, preparatevi alle conversazioni brutte che avete stasera con i vostri genitori, diteli che vi ho mandato io. Se avete voglia, ditemi che mi ha mandato il Signore. Genitori, preparatevi alle conversazioni difficili che i vostri figli vi daranno questa sera. Parlate con sincerità. Preghiamo insieme. Venga avanti il gruppo di lode e preghiamo. Signore, io ti voglio ringraziare per questo momento prezioso. Ti ringrazio per la parola che ci hai dato questa sera. Padre, io ti ringrazio per i genitori che mi hai dato. Signore, ti ringrazio per i figli che ci hai dato e che ci darai. Signore, ti ringrazio perché tu perdoni tutte le nostre mancanze, tutte le volte che noi abbiamo alzato la voce, tutte le volte che abbiamo disobbedito, tutte le volte che siamo stati arroganti, sprezzanti, tutte le volte che abbiamo mentito, che abbiamo nascosto, tutte le volte che abbiamo cercato la nostra strada e non la tua. Ti ringraziamo, Signore, per averle perdonate. Noi mettiamo tutti questi peccati di fronte a te, Signore. Perdona tutto. Ti prego di perdonare i miei genitori per quello che hanno sbagliato. Ti prego di perdonare me per quello che ho sbagliato. Ti prego di guarire tutte le ferite delle nostre famiglie. Ti prego di portare unità. Manda uno spirito di guarigione, manda uno spirito di coraggio, uno spirito di verità. Ti prego che ogni persona in questa chiesa possa parlare con sincerità ai propri genitori e ai propri figli. Signore, ti prego che le situazioni più difficili, più disgustose, quei problemi irrisolte, tu possa portarli alla luce. Che ogni persona qui dentro possa, attraverso Cristo, parlare con verità e amore, andare dai suoi genitori, dai suoi figli e confessare le proprie colpe, dire ad alta voce che cosa non gli va bene, parlare dei propri dolori. Insegnaci, Signore, a essere umili, ad avere pazienza e amore. Insegnaci la sottomissione, Cristo, quella che tu hai per il Padre. Padre, insegnaci a essere genitori pazienti, costanti nell'insegnare la parola, costanti nel pregare. Proteggi tutti i figli di questa Chiesa, Signore, dai più vecchi ai bambini. Abbi cura di ciascuno di loro e non perdere nessuno di loro, Signore, che possano tutti starti vicino a ascoltare la tua parola. Unisci questa Chiesa, ricucisci le famiglie spezzate, Signore. Porta speranza dove non c'è, porta vita dove c'è morte. Io credo, Signore, che tu sei un Dio che può guarire relazioni morte da anni. Io credo che tu puoi ricucire rapporti spezzati in modo irrimediabile. Tu puoi fare ogni cosa, Signore. Noi da soli non possiamo fare niente, ma Cristo, tu puoi fare tutto. Intervieni nelle nostre famiglie, nel tuo potente nome. Amen. Ora, se vedete qualcuno accanto a voi provato, o se siete voi quelli provati, potete avere un momento di abbraccio, un momento di vicinanza. Alziamoci insieme, lodiamo, cantiamo al Signore e non dimenticate, parlate ai vostri genitori, ai vostri figli, ai vostri fratelli, alle vostre sorelle e portate loro il Vangelo del Signore. Amen. Voglio essere come un vaso nelle tue mani. Voglio essere un giardino curato da te. Voglio essere dipendente dal tuo amore. Voglio essere come un bambino nelle tue mani. Voglio essere come il cervo, anelo a te. Voglio essere dipendente dal tuo amore. Totalmente tuo, Gesù.
nelle tue mani. Voglio essere un giardino curato da te. Voglio essere dipendente dal tuo amore. Voglio essere come un bambino nelle tue mani. Voglio essere come il cervo, anello a te. Voglio essere dipendente dal tuo amore. Totalmente tuo, Gesù. 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 Amen, Signore, che davvero possiamo essere totalmente Tuoi, Padre. Ti ringrazio per la Tua parola di questa sera, Signore, che possa edificare le nostre vite, che noi possiamo conservarla come preziosa nei nostri cuori, Signore, che noi possiamo non solo conservarla ma applicarla, metterla in pratica, Signore. Ti ringrazio perché ti prendi cura di noi anche attraverso le Tue prediche, Padre, attraverso i nostri fratelli, e ti ringrazio perché pensi sempre a ciò che è meglio per noi, Signore. A volte sarà, molte volte, molto spesso sarà molto scomodo obbedirti, Padre, ma ciò che riceveremo come ricompensa sarà molto più grande di qualsiasi altra cosa, Signore. Io ti ringrazio per questo, Padre. Nel nome santo di Gesù. Amen. Vi rubo ancora 2 minuti per i nostri avvisi, i nostri piccoli gruppi, le femminucce, tutte, con Larissa, ok? Maschietti invece, dai 18 in giù, con Gabriel, dai 19 in su, con Miguel. Tutto chiaro fino a qua? Ottimo, perfetto. Bene, sabato 20. Il prossimo sabato, ok? Vi invito caldamente a venire qui per il nostro Agamove, come sempre, solo che non sarà come sempre. Bensì faremo il nostro simpatico Agamove di Natale. Quindi vi invito caldamente a venire. Mi sfugge la parola? Rispettando il dress code che sarà natalizio, ok? Questo è il momento dell'anno in cui potete tirare fuori tutti i vostri vestiti più natalizi possibile. Non so se lo posso anticipare, credo di sì, credo di no. Nessuno mi sta guardando dicendomi di no, quindi lo prendo per un sì. Mi stanno facendo segno di forse sì, forse no. Ok. Forse, per chi viene col vestito più natalizio, più bello, c'è qualcosa. Forse non l'avete sentito da me, tu che sei da casa, elimina questo video, cancellatelo via da YouTube. Ok, perciò prossimo sabato 20 Agamove di Natale, ok? Poi il 25 avremo il nostro culto di Natale qui alle 6:30.
Sì, ok, me lo stanno confermando, ok. 25 dicembre qua per il nostro culto di Natale alle 6:30, 31 dicembre qui alle 10 di sera per il culto di Capodanno. Sono riuscito a convincere Pastor Caio, quindi saremo tutti qua per fare tanta bella festa, passare insieme questo magico momento dell'anno. Poi il maggio 2026. Tenetevi liberi per il nostro incredibile, che ve lo state aspettando, audace, amorevole, perfetto no, ma bellissimo, già lo so, già lo posso dire, Campeggio. Maggio 2026, Junior non è qui, vero, stasera? No, impegnato, andare a vedere la struttura, quindi ci stiamo già preparando, riceverete informazioni più avanti, però tenetevi liberi per il nostro campeggio nel maggio del 2026. Detto questo, basta, ho detto tutto. Mi confermano tutti? Sì, ho detto tutto. Ottimo, molto bello. Cantiamo un'ultima canzone, poi piccoli gruppi. Sì. Ok, alziamoci in piedi. Se avete delle mani battetele a ritmo. Gioiamo. Grande impotenza tu sei, vista e c'è chi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vista nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza, sei Dio, sei Dio. Grande impotenza tu sei, vista i ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza, sei Dio, sei Dio. Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande impotenza, sei Dio, sei Dio. Andate ai vostri studi?